L'Italia conta nel mondo se conta nel Mediterraneo. Contare significa avere un protagonismo sul piano economico e noi possiamo giocare un ruolo da protagonisti nella competizione con i paesi del Nord Africa, con i paesi europei, con i paesi del vicino e Medio Oriente, in termini infrastrutturali, con il potenziamento dei porti, con gli hub energetici. Si tratta di sapere mettere assieme gli ingredienti e definire una strategia ed è questo l'obiettivo al quale il governo Meloni sta lavorando, ognuno col proprio compito. Da Ministro della Protezione Civile c'è un'emergenza incendi, c'è un'emergenza caldo innanzitutto che poi scatena incendi purtroppo. Beh no, per fortuna ancora in questa estate non abbiamo registrato situazioni allarmanti, tutto dipende non solo dal buon Dio ma anche dalla capacità nostra di saperci attrezzare, la prevenzione, quella non strutturale e quella strutturale, le accortezze, il buonsenso, la prudenza sono elementi essenziali per non certo evitare le sciagure ma per mitigarne gli effetti, per ridurre il rischio, perché il rischio zero non esiste. Io sono convinto che stiamo andando sulla buona strada, abbiamo già ieri presentato il bando per dare 160 milioni ai piccoli comuni che vorranno presentare progetti, speriamo, contro il dissesto idrogeologico o per il consolidamento delle infrastrutture in termini antisismici. Oggi la priorità si chiama sicurezza del territorio, che è un diritto alla vita prima di ogni altro ragionamento. Ministro, ormai è fuori dubbio che l'Italia sta contando molto più in Europa ed è anche fuori dubbio che la Sicilia ha ormai un ruolo centrale nel Mediterraneo, non ultima la costruzione del ponte. Questo può anche invertire la tendenza sul ritorno dei cervelli in fuga? Che un cervello vada fuori dall'Italia col biglietto di ritorno mi sembra anche fisiologico. Essere costretto ad andare fuori dall'Italia è un problema serio che dobbiamo neutralizzare, che dobbiamo evitare, perché i giovani possano investire in Italia servono opportunità, nuove opportunità ed io credo che una delle frontiere più sfidanti sia la transizione energetica, anche perché l'Italia gioca un ruolo da protagonista per la sua posizione centrale nel Mediterraneo, quindi io sono davvero fiducioso. In una nazione dove le culle sono sempre più vuote e dove gli ospizi sono sempre più pieni, noi abbiamo bisogno non soltanto che i giovani rimangano in Italia, ma che qui possano formare famiglie e fare figli, perché il calo demografico è un problema serissimo che mette in seria difficoltà la prospettiva di crescita di una nazione e noi purtroppo questa prospettiva continuiamo ancora a guardarla con grande incertezza.